come diceva Lavoisier, in natura nulla si crea, si distrugge, tutto si trasforma, e anche nell'Unione Europea è così, nel senso che voi, per partire a spiegarvi e circoscrivere il tema di oggi, avete affrontato nel 2008-2009 una riforma della PAC che ha portato a una modifica del programma di sviluppo rurale. Vi è stato detto ci sono delle nuove sfide per l'agricoltura. Queste nuove sfide sono legate ai cambiamenti climatici, in particolare a come ridurne o eliminarne le cause, sono legate però anche agli effetti di questi cambiamenti climatici, dalla siccità alle alluvioni, e queste nuove sfide poi questi cambiamenti climatici poi impattano molto anche sull'ambiente, sulla biodiversità. In che senso questi temi, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'energia, l'ambiente sono stati incorporati? Intanto a livello strategico, perché il FEASR è vero che abbiamo visto si integra e concorre alla strategia generale dell'Unione Europea, Europa 2020, ma lo fa dando il suo apporto specifico, che è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, perché il FEASR ha una propria specificità in quest'ambito. E inoltre, qui ci potete leggere un po', vedete nella seconda parte dell'articolo 3, le 3 dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il FEASR, si dice, ha questa missione, ha lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, per cui trovate un riferimento all'equilibrio territoriale, all'equilibrio ambientale, al rispetto del clima e via dicendo. Questi temi dell'health check sono stati integrati anche a livello di obiettivi strategici del FEASR. Trovate un obiettivo 2 che non a caso, guardate che negli atti europei non c'è nessuna parola casuale, non a caso l'obiettivo 2 ha 2 componenti: la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima. Vedete perché non è casuale? Perché queste 2 componenti corrispondono, lo vedremo tra poco, a 2 priorità tra le 6 del nuovo regolamento FEASR. Un altro articolo iniziale del nuovo regolamento FEASR dice una cosa importante, dice attenzione che questi obiettivi, l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici, come l'innovazione che abbiamo visto la volta scorsa, sono obiettivi trasversali. Attenzione che tutte le azioni, tutte le misure potenzialmente possono essere misure utilizzate per questi obiettivi trasversali. Questo è il punto di partenza. Oltre a essere un obiettivo trasversale, voi sapete, ne ho appena accennato, che ci sono delle 6 priorità di questo fondo FEASR, ce ne sono 2, la 4 e la 5, che riguardano proprio la crescita sostenibile e i temi di cui parliamo oggi. Allora, in queste 2 priorità, la prima priorità 4, ambiente ed ecosistemi, vi trovate alcune focus aree, alcuni aspetti specifici che riguardano biodiversità, risorse idriche, suolo. Vedete che ricorrono i temi che avete approfondito nell'health check, nelle modifiche. Nella priorità 5, dove si parla di uso efficiente delle risorse, di creazione di una nuova economia che si basi su basse emissioni di carbonio, vi trovate ancora l'acqua nelle aziende agricole, però non nel territorio, l'energia sia nell'agricoltura sia nell'industria alimentare, il risparmio energetico, le fonti di energie rinnovabili, le riduzioni dei gas serra, il tema del sequestro del carbonio. Allora, tutto nasce da Europa 2020. Attenzione, Europa 2020, abbiamo detto, è una visione economica dell'Europa. Questo documentino risponde a questa domanda: che Europa vogliamo nel 2020? Che modello di sviluppo vogliamo? Allora, sarebbe bello che il PSR iniziasse una prima pagina dicendo che agricoltura vogliamo noi nel 2020 e oltre. Qual è la nostra visione condivisa nel partenariato? Vogliamo un'Europa fondata su una crescita, su un'economia sostenibile. Allora, crescita sostenibile significa promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, produco di più con meno, significa un'economia più verde, significa un'economia più competitiva. In realtà, dietro alla crescita sostenibile
C'è una nuova visione del nostro continente, della nostra Europa, una nuova visione di un nuovo modello di sviluppo possibile. Si fissa degli indicatori di risultato, 3 target, entro il 2020, 20% in meno di gas effetto serra, 20% di energia da fonti rinnovabili e 20% di risparmio energetico rispetto a quelle che sarebbero state le proiezioni. Parliamo del quadro di riferimento programmatico. Come colleghiamo le nostre strategie, il nostro programma di sviluppo regionale ai documenti di spesa, di pianificazione delle spese che abbiamo? Abbiamo detto che l'elemento che allinea tutte queste cose che siamo detti e i soldi che vengono spesi sono gli obiettivi tematici. Sono 11, ce ne sono 4 ambientali. I primi 3, guarda caso, sono l'economia a basse emissioni di carbonio, le iniziative per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il tema ambiente e biodiversità. Il raccordo tra le vostre priorità del FEAS e gli obiettivi tematici avviene a livello di focus area, di aspetto specifico. Allora, la priorità 4 del FEAS, ecosistemi, dove c'è biodiversità, risorse idriche legate al territorio, direttiva acque e suolo, concorre a 2 obiettivi tematici, il 5 e il 6. E per questo è importante abbinare nelle mie azioni priorità 4, 4A, cioè ecosistemi e biodiversità, obiettivo tematico 5. Qui sia FEAS sull'adattamento possono fare qualcosa, il FEAS può fare qualcosa in termini di gestione idrica, sull'efficienza idrica, può fare molto sulla gestione dei suoli e poi c'è il tema della diversità genetica. Ultimo obiettivo tematico è il 6, ambiente e dicevamo biodiversità. Qui sia il FESR sia il Fondo per la pesca in aree costiere dove anche voi intervenite. Qui ci sono gli interventi per la biodiversità collegati ai PAF, ci sono gli interventi per l'uso dell'acqua in agricoltura, parliamo di sistemi di irrigazione, ci sono gli interventi per il suolo, le acque collegati alla direttiva acque.